È una giornata importante e sono un po' commosso. È un punto di partenza. Come dicevo, dobbiamo effettuare un cambio di mentalità, un cambio culturale. Se cominciamo a pensare in maniera diversa il mondo, alla fine il mondo cambierà. E qui con questi giochi inclusivi, ecco, buttiamo un seme per far sì che questo mondo non sia il mondo dei, tra virgolette, normali, ma sia il mondo di tutti i cittadini, anche dei disabili, che fanno parte a pieno titolo della nostra società, ed è questo il messaggio che deve arrivare a tutti. È nata dall'esigenza di ampliare la gamma di giochi nei due parchi che abbiamo qui in paese, e in una serata in giunta abbiamo detto: ma perché non investire in un gioco inclusivo? E così è nata questa idea. Dopodiché abbiamo subito interpellato la ditta che li costruisce, che li fornisce, ed eccoci qua in questo giorno meraviglioso, anche se il tempo non ha aiutato, ma è un giorno pieno di sole e di luce perché tutti i bambini possono finalmente giocare liberi e spensierati. I bambini disabili in carrozzina possono utilizzare la pedana e quindi attraversare il percorso. I bambini normali possono invece utilizzare la scaletta e muoversi dall'altra parte. All'interno del gioco ci sono delle possibilità di fare delle esperienze a livello multisensoriale e i bambini possono toccare con le mani, osservare e vedere. È un gioco che favorisce anche l'esperienza per bambini ipovedenti, perché hanno la possibilità effettivamente di toccare e di sperimentare. I bambini normali possono, insieme ai bambini disabili, giocare e usufruire di tutti i vari attrezzi che ci sono. Una delle ricadute negative della pandemia è proprio la sofferenza giovanile. Questo è un esempio che dobbiamo seguire anche in altre zone di aggregazione, di divertimento. I ragazzi hanno bisogno di riprendersi, di aggregarsi, di divertirsi e di sorridere. Questa è la terapia che va fatta in questo momento.